Ben ritrovati gentili amici e amiche alla Visione all'Ascolto per quanto riguarda l'informazione in Friuli, Venezia Giulia, dunque aggiornamenti di cronaca. Andiamo a vedere cosa è successo. Il corpo senza vita di un uomo di 73 anni del posto è stato trovato attorno alle 10:30 di questa mattina a Paluzza nell'invaso della centrale SECAB in località Enfretors. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 che hanno soltanto constatato il decesso della vittima, oltre ai carabinieri di Paluzza e i vigili del fuoco. La salva, una volta recuperata, è stata poi successivamente ricomposta all'ospedale di Tolmezzo. Restiamo in Carnia perché come sapete è caduta la giunta comunale tolmezzina e dunque il consiglio comunale di Tolmezzo è sospeso con decorrenza immediata ed è stata nominata commissario straordinario per la provvisoria amministrazione del comune Silvia Zossi, funzionario della regione Friuli Venezia Giulia. Lo comunica l'assessore regionale alle autonomie locali Pierpaolo Roberti, che ha firmato il decreto relativo alla sua nomina. Al commissario sono conferiti i poteri già esercitati dal sindaco del comune, dalla giunta e dal consiglio comunale. Le elezioni si dovrebbero tenere a Tolmezzo nella prossima primavera. E adesso andiamo a Udine, dunque scendiamo per una notizia di cronaca, attimi di paura ieri sera in via Baracca, colpi di pistola sparati contro un'automobile in sosta, i carabinieri del nucleo investigativo sono a lavoro per chiarire la dinamica dell'accaduto. Da quanto si è appreso, l'auto appartiene a un cittadino di etnia Rom, una delle ipotesi al vaglio degli inquirenti è che possa essersi trattato di un regolamento di conti all'interno di della stessa etnia Rom. E adesso un'altra notizia di cronaca: Servizio Igiene degli alimenti di origine animale dell'azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale di Udine ha disposto il blocco delle attività di un prosciuttificio di San Daniele del Friuli. Da accertamento dei NAS è emerso che per un ampio lasso di tempo sono stati effettuati trattamenti disinfestanti che hanno interessato anche i prosciutti in fase di stagionatura, successivamente immessi in commercio. Da quanto si apprende dall'ANSA sono state bloccate decine di migliaia di prosciutti. L'azienda è comunque ha sede in Emilia-Romagna. E con questa notizia chiudiamo qui questa edizione flash. Ulteriori news come sempre sul nostro sito friulitv.net. Grazie come sempre per la visione e l'ascolto e non resta che augurare a tutti voi un buon proseguimento di giornata. Portano più speranza, più fiducia, uno sguardo che finalmente si alza verso il futuro. Per ricominciare con la tua attività, con la tua professione, per allargare i tuoi orizzonti, ricomincia con noi. Contatta il nostro ufficio pubblicità. È il momento giusto per ripartire insieme. Chiamaci ai nostri contatti